Buonasera, buonasera a tutti. Signore e signori, buonasera, benvenuti alla 27esima edizione del Giro Sardegna. Vi ricordo che appunto sono quasi 30 anni che facciamo questa gara e colgo l'occasione per fate un bel applauso a questa bellissima squadra che si sono portati anche il capitano, che non è il nostro amico Max, ma è questo bellissimo barboncino che credo corra, vero? Mi stavi dicendo che voleva vincere. Simba, puntiamo tutto su Simba, ragazzi, fate un applauso a Simba. Un bel applauso, signori. Allora, dopo Simba ovviamente presentiamo tutti gli atleti di Max, che anche quest'anno ha voluto essere presente con noi e divertirsi nelle nostre strade, che so già che le conosci molto bene, quindi voglio ringraziarti e voglio strapparti un commento assieme a Simba. Cosa volete fare questa settimana, oltre che divertirvi e prendere un po' di sole? Ma intanto voglio ringraziare a Tonino, perché ormai sono un po' di anni che vengo e io sono innamorato della Sardegna, come penso molti di voi, e mi fa molto piacere partecipare ogni anno al Giro, anche perché abbiamo modo di scoprire tutta la Sardegna, no? Perché Tonino col suo staff sono veramente molto bravi, che vanno a trovare tutti i posti per farci conoscere proprio al meglio la Sardegna. Il nostro obiettivo è quello di divertirci, una squadra mista, però comunque abbiamo americani, toscani, marchigiani, abbiamo un po' di tutto dentro, ma l'obiettivo, credetemi, è quello di divertirci. Assolutamente, facciamo un bel applauso a Max e a tutti i ragazzi. Vi voglio davvero ringraziare perché si vede che hanno voglia di correre, hanno voglia di condividere i nostri paesaggi, le nostre strade. Come vi dicevo, dura una settimana l'evento, quindi cominceremo domani con una bella tappa un po' lunghetta. Sono sicuro che ci assisterà il tempo, stavo guardando il meteo, quindi non è prevista pioggia, siete contenti? Ahimè il vento però lo troverete. Il vento qui di casa, non siamo in Olanda, ma essendo un'isola, abbiate pazienza, dovete fare i conti col nostro vento che è sempre bello forte. Colgo l'occasione anch'io per ringraziare Tonino e salutare Diretta Sport, che stiamo trasmettendo alle 20 se non sbaglio, una piccola differita. I prossimi giorni credo che comunque andremo in diretta, quindi voglio salutare anche tutti i telespettatori e ricordargli che c'è la possibilità di vedere le gare anche sui nostri canali, quindi sia dal sito Diretta Sport oppure dalla pagina Facebook o dal sito direttamente del Giro di Sardegna. È possibile vedere tutte le fasi della corsa. Io ringrazio ancora il team di Max, vi auguro buon divertimento e adesso voglio chiamare queste ragazze vestite di rosa, perché non so se Max tu le conosci nel frattempo che voi andate. Queste ragazze che mi dicono aspetta, adesso le devo chiamare dopo di voi, ma loro sono delle guerriere. Lo so. Perché hanno veramente non solo sconfitto, hanno vinto. Certo. Hanno vinto una cosa importantissima, poi le chiamerò qua. Così ricordiamo il loro messaggio e il loro impegno. E noi le sosteniamo in pieno, moralmente, fisicamente, siamo con loro. Grazie, facciamo un applauso ancora a Max, ragazzi, dai, tanto questi giorni vi dovete abituare a applaudire tanto. Allora, se vi faccio aspettare ancora un po', siete pronte? Perfetto, allora io ne approfitto, vado a disturbare Tonino, così chiedo due cose a Tonino, magari di fare una piccola presentazione. Posso disturbarti, Tonino? Vorresti dire due cose perché Cristina non è ancora pronta? Così lo devi dire tu? Ok, arriva? Perfetto ragazzi, allora avvicinatevi, eccoci anche Silvana, le mie guerriere, le mie adoratissime guerriere, vedo che siete anche aumentate se non sbaglio, Abbiamo più numero, facciamo un calorosissimo applauso perché queste ragazze veramente sono eroine in tutto e per tutto, per quello che hanno fatto, per il messaggio che ovviamente cercano di portare avanti, che non è per tutti, e soprattutto per la tenacia che hanno avuto nel compiere un'impresa, perché fare il Giro di Sardegna dopo quello che hanno avuto loro, e per il Giro di Sardegna intendo il giro di tutta la Sardegna, dei presidi oncologici in bicicletta, e io ho avuto l'onore e il privilegio di vederle arrivare nello stagno di Molentargius, distrutte ma contentissime perché hanno superato la loro prova e hanno portato a termine un messaggio. Pink Flamingos, molti di voi lo sapranno, io ve lo traduco, vuol dire fenicotteri rosa, portano un messaggio di speranza e di rivincita, perché comunque anche chi subisce certe patologie non è detto che possa tornare più forte e più bello di prima. Questa è la dimostrazione invece che si può veramente in tutti i sensi. Vi adoro. Adesso so che a chi faccio parlare di voi? A Giovanna.
Allora, devi tenerne due perché siamo anche in diretta, sì, siamo anche in diretta in televisione quest'anno, quindi... Come, prego. così? Sì, assieme, Ok. vicini, perfetto. Allora, ciao a tutti, noi siamo le Pink Flamingos, siamo un gruppo di donne che ha un sogno, quello di unire in un unico volo le oncologie della Sardegna. Di questo gruppo di donne fanno parte una serie di persone che hanno affrontato il cancro, l'hanno sconfitto e si sono volute di nuovo mettere alla prova, volendo fare un giro tutti insieme intorno alla Sardegna di 700 chilometri per portare un messaggio di speranza ma anche un messaggio di prevenzione, perché lo sport fa bene e aiuta a sentirsi meglio e a sconfiggere tutto il male che ci può essere lungo la nostra vita. Quindi vi prego di sostenerci perché a fine maggio partiremo tutte insieme in questo lungo viaggio. Grazie. Si vede che siamo poco abituati ad avere una telecamera puntata, dobbiamo guardare anche in camera, sennò poi Mauro mi dice cosa, mi dice però glielo devi ricordare, oltre che bisogna tenere il microfono a una certa distanza, sennò non si sente più nulla. Non fate conto di me che c'ho un vocione, potrei farlo anche senza, ma se parla una voce delicata come la tua e tieni il microfono così, sì, assolutamente, in confronto alla mia. Benissimo, credo che abbiate capito che ci accompagneranno tutta la settimana, abbiate capito che cosa fanno e che cosa ci faranno vedere, perché comunque le vedremo tutta la settimana con varie iniziative. Io a questo punto vorrei, se Tonino vuole dire due parole, poi sono inibito perché c'è anche Luna Rossa, qui abbiamo lo skipper, no? Sì? Posso? Ciao. Piacere, sono Marco. Checco Bruni, piacere, ciao a tutti. Allora l'avevo visto bene. Sì, sono qua ma in veste di ciclista per fare una bella pedalata domani. Quindi ti vuoi cimentare con Max a vedere chi va più veloce nelle nostre strade? Max lo lasciamo stare con i suoi amici, io sto bene dietro a guardarlo da dietro. Ho capito, un limatore seriale, giustamente. Viene dalla vela, quindi sa come fare. Io ti ringrazio e non ero sicuro perché ti ho sempre visto in TV, sei più giovane, dal vivo sei più giovane. Ti voglio bene, grazie. Molto bene, molto bene. Ma il resto dell'equipaggio non l'hai portato, ci sei solo tu? Ok. Domani perfetto, segnamolo, fammelo vedere che così lo intervistiamo subito. Niente, io vorrei procedere, andare avanti. Certo, Cristina. Allora niente, volevo dire che il nostro obiettivo di quest'anno è comprare un'apparecchiatura che serve per prevenire la caduta dei capelli durante i trattamenti oncologici. Quindi nei prossimi giorni avremo una maglietta che mettiamo in vendita ad un costo simbolico per aiutarci in questa raccolta. Se avrete piacere di acquistarla, insomma, vi saremo grati, ok? Grazie. Un altro applauso, questa è una delle iniziative che vi dicevo prima, hai fatto bene Cristina a ricordarlo perché io non volevo anticipare, è giusto che lo dicano loro e se potete contribuite perché credetemi che il messaggio che mandano è veramente importante, danno la possibilità a tante altre persone che hanno subito o subiranno questo tipo di male di risollevarsi e di avere un esempio vincente di chi l'ha superato e è diventato addirittura migliore, perché ricordo che molti di loro non andavano neanche in bici, quindi voglio dire è una cosa veramente grandissima, il volere dell'uomo, il potere dell'uomo, se uno lo vuole con la testa riesce assolutamente a superare ostacoli che sembrano insormontabili. Bene, io vorrei andare un pelino avanti, ringrazio le nostre Pink Flamingos e se Tonino vuole intervenire per dire due parole, poi vedo che c'è anche un ragazzo che conosco, è arrivato un altro ragazzo che conosco bene, prego Tonino. Allora, mi riprometto di dire qualche cosa alla fine della presentazione delle squadre. Volevo intanto dire a tutti quanti benvenuti ancora una volta in Sardegna e al Giro Sardegna, insomma, che non è male. Grazie di essere venuti, ho già visto molti amici, per adesso non ho avuto neanche il tempo di scambiare una parola con nessuno di loro perché mi stanno letteralmente uccidendo con la burocrazia dei permessi, delle autorizzazioni, dei cambiamenti, ma ne parliamo dopo quando avremo modo di affrontare questo problema. Quindi lascia a Tonino
risolvere i problemi. Ho una bellissima interprete che è venuta a darmi una mano con l'inglese, così non dico ladies and Chesterfield, ma ladies and gentlemen. Non lo so, sì, quello che ha detto Tonino. Ci vuoi provare? Che c'è molta burocrazia, insomma. Cos'è la burocrazia? Non c'è, non so, non c'è, francamente. Ok. Posso tradurre tutto il resto, ma burocrazia mai sentito in tutta la mia vita. Va bene, da adesso in poi mia figlia, che ha studiato l'inglese e che è brava molto meglio di me in inglese, tradurrà per gli ospiti stranieri. My daughter, No, ma first I speak in English, so you will see the difference between me and my daughter. She will translate everything for the foreigner, and from this moment, ok? quindi devo dire benvenuti. No, l'ho già parlato. Da adesso in poi. Adesso la presentazione. Ok. Ok. Allora, molto bene, quindi adesso che abbiamo anche l'interprete possiamo andare avanti. Posso chiamare il team del capitano? C'è? Li presentiamo il team del capitano? Prego capitano. Daniele Bertozzi, giusto? Facciamo un applauso però, su, cosa siamo? Sborti qui. Ci abbiamo anche la TV. Siamo in Sardegna, il paese del sole e del vento. Come abbiamo presentato prima Max, anche loro sono un team. Quanti siete? Siamo in 3, dovevamo essere in 4, ma una ragazza all'ultimo momento si è ammalata, quindi siamo rimasti in 3. Mannaggia, quindi per la cronometro vi manca un elemento. Sì, ci manca un elemento, ma lo troveremo in prestito strada facendo, abbiamo tanti amici qua, quindi... Sono sicuro che troverete. Allora, è la vostra prima esperienza in Sardegna o ne avete fatto anche altre di edizioni? No, io non ne ho fatte tutte, ma sono mancate veramente a poche. Penso di aver passato oltre le 20 edizioni, quindi so se sono 22 o 23. Quindi conosci la Sardegna bene quanto me. Sì, l'ho vista nascere, quindi alle prime edizioni c'ero, quindi l'ho vista nascere, è sempre migliorata, è un piacere venire qua e con onore cerco di portarla a termine anche quest'anno. Avete mire di classifica? Volete fare la corsa o siete qui solo per divertirvi, andare a ruota e vedere un po' cosa succede? Ma a dire la verità la corsa fra di noi è già iniziata ieri dal viaggio, perché qui quindi cerchiamo uno con l'altro di farli mangiare troppo, mangiare poco, perché gara è gara, quindi la classifica si chiuderà venerdì, quindi qualunque cosa è valido, quindi non immagino stanotte cosa succederà, scherzi da ieri sera, quindi tutto è lecito. Speriamo che non ti mandino i tifosi sotto la camera a fare... Questo per dire che ci vogliamo divertire, ecco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Prego Tonino. Intanto saluto il mio amico Daniele. Daniele, quando era più ragazzino, era fortissimo. È stato quello che ha vinto i primi 3 giri di Sardegna. Traduci questo. Facciamo un applauso, i primi 3 giri, ci abbiamo, come dire, lo sapevo, mi fregate. Sì, no, non è che ho fregato, è che è passato tanto tempo che ormai è cambiata la mentalità e quindi è giusto così, Giusto, ma vedo che ti stai divertendo parecchio e se sei tornato qua sicuramente... È per divertirsi, quindi... Molto bene, facciamo un applauso al team del capitano e anche a chi non è potuto venire causa malattia, poi ci vediamo questi prossimi giorni e niente, vi auguro una buona corsa e una buona permanenza qui da noi. Grazie ragazzi. Allora, il team più sport Levante, ce l'abbiamo? C'è qualcuno del team più sport Levante? Amedeo Caprile? Eccoli che stanno arrivando i ragazzi, così presentiamo anche loro. Lei è anche un'altra che mi ha vinto parecchi di Giri Sardegna. Sì? Ok, perfetto. Bravi ragazzi, eccoci qua. Mi piacciono i colori sociali, questo bianco-nero che richiama la Juve, non so chi è juventino di voi. Possono essere anche tifosi del Siena o dell'Udinese. Io ho detto Juve perché è la prima che mi è venuta in testa, guarda caso. Allora ragazzi, vi presento questa bellissima squadra, ripeto i completini sono veramente belli. Chi vuole parlare? Perché io so che qua c'è anche un plurivincitore, insomma. Niente, cosa devo dire? No, vi ringrazio. È la nostra prima edizione, almeno personale, e per Flavio. Invece Amedeo e Patrizia sono storici qua.
e penso anche conosciuti. Niente, è una bella emozione, proviamo a fare bene. Noi veniamo dalla Liguria e proviamo a fare il meglio che si può, ecco. Belli determinati, facciamo un bel applauso a questi ragazzi. Vi ricordo che la signorina qui credo che sia una plurivincitrice, vero? Se non ricordo male, mi pare che qualche risultato a casa l'ha portato. No, 2 assolute, poi tanti secondi e terzi posti. Non li ho contati. Hai capito con chi correte? Quindi dovete fare il gregario. Lei è il capitano, giusto? Molto bene ragazzi, li faccio andare che probabilmente vogliono continuare a godersi la giornata, gli ultimi scampoli di sole. Ci vediamo in settimana. Velo 67 Racing Team. Qui credo che avrò bisogno della mia traduttrice di fiducia. Dai che ti tocca, su. Guarda che tutte le prime volte, poi dopo che ti abitui, si chiama faccia di bronzo. Ah, e allora, dai. Qua mi serve il tuo aiuto, perché arriveranno delle persone che parleranno un inglese fluente e noi qui abbiamo una bellissima interprete Che succede? Cosa sta succedendo? È il bello della diretta. Vedi qua. Facciamo un applauso che è un po' emozionata. Va bene anche così. Ciao, piacere, io sono Marco. Ciao. Dice che ti ha già conosciuto. Sì. Dalla scorsa volta. Perfetto. Quanti siamo nel team? How many? 4? 3 women and the man and 1 man. Ok, wow. Where are you from? From Zurich. Yes, Svizzera. Freddo. Da quelle parti. Qui caldo? Estate? Summer? Caldo, sì, perfetto per noi. Molto bene. Vuoi fare qualche domanda più specifica? Non so che domande fare. Chiedili se hanno ambizioni di classifica. Do you have any ambitions for the ending? Dicono For winner? Molto bene, abbiamo altre ragazze agguerrite. Come vedete le ragazze, sto scoprendo, sono più agguerrite dei maschietti, che stanno facendo un pochettino più timidi. Poi voglio vedere domani le bastonate che voleranno. Io farei un grande applauso direttamente da Zurigo, quindi facciamoli sentire il calore della Sardegna alle ragazze, grazie, ci vediamo i prossimi giorni. E passiamo velocemente all'Alta Valtellina Bike. Il Matteo Compagnon dovrebbero essere da queste parti. Alta Valtellina Bike, ci siete ragazzi? No? Mi sa che si stanno allenando. Alta Valtellina, sono ancora in Valtellina che girano, quindi vediamo il team AS Amiga SD con Gianluca Remondi. Ci siete ragazzi? Eccoli qui, un applauso. Vediamo se questi ragazzi saranno più determinati, mi diranno che vogliono vincere. Piacere, io sono Marco. Piacere. Benvenuti. Vi chiedo subito, quali sono le vostre ambizioni per questa corsa? Volete vedere le strade, i panorami, oppure volete cercare di portare via qualche risultato? Ma tutti e due, dai, tanto che ci siamo, proviamo a fare tutti e due. Da dove venite ragazzi? Allora, noi siamo tra Modena, Reggio, Bologna. La Valle dei Motori, quella zona lì? Esatto, sì, è quella zona lì, sì. Molto bene, quindi vanno veloci, allora sono sicuro che voi andate veloci. Venendo qua abbiamo visto anche una Ferrari, tra l'altro con il mio direttore sportivo abbiamo fatto un po' di bava, ci ha sorpassato, è stato molto bello, un momento per me che sono appassionato di motori unico. Meno bellino quando si è fermato a mettere benzina, quello era un po' più antipatico. Molto bene ragazzi, c'è qualcuno di voi che ha già corso qui, che ha già fatto qualche edizione o siete alla prima? Siamo tutti alla prima. Quindi all'esordio. Allora io vi faccio il mio migliore in bocca al lupo, divertitevi, sono strade spettacolari, domani lo vedrete. Facciamo un applauso signori, dai che scaldiamo le mani questi giorni per i ragazzi, anche loro sono in 4 e vi auguro buon divertimento e buona permanenza con noi. Ciao, a dopo. Allora possiamo provare ad andare avanti. Abbiamo il team BMM di Adriano Sinopoli, spero di averlo detto bene. Eccoli che arrivano, molto carino anche questo completino. Questo è per gli affezionati della Fiorentina, dai, adesso chiedo da dove arrivate.
Ciao, siamo di Ginevra, siamo di origini italiane. Avete parlato prima di patologie, noi ci unisce un'amicizia un po' strana perché io sono il suo medico e lui il mio paziente. E Adriano ha superato anche lui un tumore, l'ha operato. Ci siamo praticamente incontrati nel reparto, abbiamo parlato di bicicletta e oramai sono qualche migliaia di chilometri che ci uniscono. Voglio forte questo applauso, Come vedete il messaggio arriva, avete visto ragazze? Arriva il messaggio, è fantastico, io vi faccio i complimenti perché so che non è un percorso facile ed è bellissima questa cosa che vi siete ritrovati, che la bicicletta vi ha fatto scoprire un'amicizia e vi devo fare una domanda scomoda, siete qui per vincere qualcosa? No, solo divertirci. Ci credo poco. Un applauso, in bocca al lupo, buona settimana anche a voi. Adesso chiamo il Tre Regioni di Fulvio Zanetti. Ovviamente vi ricordo che stiamo andando anche in leggera differita con Diretta Sport, quindi per chi non avesse modo di venire fino a qui a vedere le gare, a vedere quello che stiamo facendo, c'è la possibilità di andare sul sito di Diretta Sport o direttamente anche dalla pagina Giro Sardegna. Verrà trasmesso stasera in streaming con un po' di differita, i prossimi giorni sicuramente in tempo reale, quindi live potrete vedere quello che succede all'interno di questa settimana del Giro Sardegna. Ora chiamo i ragazzi, belli giovani. Grazie. Ci mancherebbe, ognuno, anch'io devo remare dalla mia parte, come vedi. Loro sono, come vi dicevo, scusate, i Tre Regioni con Fulvio Zanetti. Siete alla prima edizione o avete già fatto un Giro Sardegna? Io l'edizione precedente ho convinto gli amici a venire a vedere questa bellissima terra, quindi ho 2 toscani, Fabio e Dino, una lombarda, Francesca, e il piemontese sono io. Perfetto, ecco le 3 regioni, spiegato, volevo chiedere però. Oltre questo, pensate di fare la corsa? Allora, abbiamo 2 prestazionali nelle loro categorie, Dino e Fabio, noi siamo gli outsider, io e Francesca stiamo a ruota, se riusciamo. Se riuscite, se no vi metteranno a fare i gregari, sapete che funziona così, quelli più forti poi ti chiedono, no? Quindi credo che vi divertirete questa settimana, anche perché ciao, in bocca al lupo, ci vediamo questi giorni. Un applauso ai 3 regioni. Adesso chiamo l'SC Cottour con Andrea Roncelli, spero di averlo detto bene. Andrea Roncelli, SC Cottour, ci siete? Eccoli qua, sì che ci sono. Anche loro stilosissimi, felpa col cappuccio. Potrei passare per uno di loro se non fosse che io ho la scritta bianca. Bravi, applauso per i ragazzi, guardate che stile. Ciao, piacere Marco. Da dove venite di bello, ragazzi? Trieste. C'avete un verista lì dietro, Sai che a Trieste si fa la barcolata. Andiamo piano. Allora ragazzi, vedo che avete anche dei giovanissimi. Sì, questi 2 settentoni qua si sono uniti all'ultimo momento, eravamo in 3, quindi siamo diventati una squadra, grazie a loro. E quindi penso che vogliate fare la corsa, perché vi vedo belli tirati, Ci proviamo soprattutto con quell'omino lì, quello che si è girato, che ha fatto già un secondo assoluto nel 2019 e l'anno scorso ha vinto la categoria, è arrivato 4º assoluto. Quindi si va per la riconferma. Speriamo, no? Quindi a voi tocca fare i gregari se lui è in testa, giusto? Capito come funziona, no? Poi ovviamente dividere il premio, mi auguro. Gli accordi come sono? Vediamo come si comporta. L'importante è che vi divertiate. Allora, ci tenevo a dire che la nostra società storica di Trieste, portiamo un grande nome, 3 volte terzo al Giro d'Italia nel dopoguerra. La nostra società è in piedi dal 1956 e abbiamo un ottimo settore giovanile. Ve lo stavo chiamando, scusate, perché quando senti queste cose, anche io faccio parte di una società che è molto vecchia, negli anni 70, niente a che vedere con la vostra, ma mi rendo conto che portare avanti il discorso e farlo sopravvivere nel tempo è impegnativo, non è da tutti, quindi facciamo un bellissimo applauso innanzitutto alla storia, alla presenza, perché vi divertirete questa settimana,
Mi auguro che poi ci possiamo incontrare in altre situazioni più tranquille. Adesso godetevi un po' di sole, perché sono sicuro che a Trieste non fa così caldo. Un po' di meno, giusto un po'. Infatti stiamo sudando anche con le felpe adesso. Però voi siete abituati alla bora. Qui grazie a Dio vento ce ne sarà, quindi siete un po' avvantaggiati secondo me rispetto agli altri. Una cosa naturale il vento, quindi. E di casa. Sì. Io sono venuto per mangiare e bere, loro corrono. Avete capito? Facciamo un applauso. Facciamo un applauso ai nostri amici triestini. Ci vediamo i prossimi giorni. Andate a godervi un po' di sole. Grazie ragazzi, a dopo. Foto di rito. Ok, molto bene, andiamo speditissimi avanti. Adesso da Seregno, Cicli Brianza, Luigi Vismara è il capo delegazione. Sono fantastici anche loro, vedremo un altro completino super futuristico. Questa però non la posso aggiornare con qualche squadra. No, è un colore tutto vostro, bravi. Questo è proprio originale. Mi sembra che ne vedo 2, 3, 4, siete in 4? Facciamo un bel applauso ai ragazzi. Hanno un bellissimo completino, sfoggiano un completino veramente togo, bei colori, originalissimo. Vi chiedo se avete già partecipato al Giro Sardegna o è la prima volta? Prima volta. Lui una già. Vi ha convinto, quindi. Bravo. Esatto. E ci ha convinto. Esatto. Cosa pensate di fare? Volete fare la corsa o vi volete godere il panorama, le strade? Lo diciamo a tutti, siamo venuti per vincere, quindi tenetevi pronti. Finalmente un atleta determinato che dice quello che pensa, che dice la verità. Tutti gli altri si sono tenuti, io poi vorrò vedere domani. Da dove venite ragazzi? Io sono francese ma vivo in Italia da tantissimi anni. Ora, veniamo tutti dalla Brianza, ma il nostro simbolo si chiama Ciro. Ciro Brianzolo. Ok. Va bene, hanno detto tutto loro, non aggiungo altro. Facciamo un bellissimo applauso, ci vediamo questi giorni, divertitevi e buona permanenza, buon giro in Sardegna anche a voi. Grazie ragazzi. Chiamiamo adesso i Bike Evo Mobili Casaccia con Barbara Bandino. Giusto? Barbara Bandino, ci siete? Vedo un bellissimo colore, perché ho detto che erano bellissimi i completini, ma guardate, loro hanno scelto un colore romanesco, no? Avete presente la lupa? Sembra che abbiamo la panchina della Roma parcheggiata lì. Carlo, vai a fare Mourinho, così, guarda che belli che sono, fantastici, eh? E scommetto che i colori li hai scelti tu. Non avevo dubbi, guarda, non avevo dubbi. Sto aspettando il gruppo sportivo Bike Evo Mobili Casaccia con Barbara Badino. Ci siete ragazzi o sono in bici? Possibile che siano in bicicletta? Vedo che... Va benissimo, li conosceremo i prossimi giorni. Allora, chiamo gli Artusiana Bike con Parini Alberto. Artusiana Bike, ci siete? Eccoli qua, sì, dovrebbero essere loro. Poi i romanisti, preparatevi a scendere che vi voglio esibire sul palco, prima di chiudere le operazioni. Prego, prego ragazzi, benvenuti, benvenuti. Alberto, piacere, io sono Marco, ti devo fare le domande di rito che ho fatto anche agli altri team. Vedo che voi siete parecchi, siete belli numerosi, quindi mi sono scontato chiederti, voi volete fare la gara? Sicuramente per fare un bel risultato. No, abbiamo qualche elemento sicuramente più forte, a metà gruppo. Sei nascosto così. Gruppo. Però no, l'obiettivo sicuramente è divertirsi. Per noi è la prima volta, tranne un veterano che l'ha già fatto 2 volte, però l'obiettivo è divertirsi e fare una bella settimana. Ve lo auguro e sono sicuro che sarà così, anche se lui è veterano, ma credo che qui non abbia corso in queste strade, se non ricordo... no, esatto. C'è qualche cosa di simile, qua è un po' più nervosa la cosa, è un po' più... vi accorgerete i prossimi giorni, vedrete. Facciamo un bellissimo applauso perché loro sono davvero numerosi e li vedo anche belli motivati, sicuramente ci faranno divertire questa settimana. Ragazzi, godetevi il sole della Sardegna, le nostre strade e ci vediamo dopo, ok? Un applauso ragazzi, non stancatevi, forza! E con Panini, Alberto e gli Artusiana Bike io ho finito con le presentazioni. Ora, sì, le presentazioni
delle squadre, manca la squadra più importante. Panchina, venite, panchinati, venite qua, che adesso... Sì. Eccoli qui, colore scelto apposta perché sanno che io sono Casteddai, ho capito, devono... Vero? Guarda che belli, facciamogli un applauso, sono bellini bellini. Sembra che sono una scolaresca. Guarda, questa è la Youth Cycling Team. E voglio ringraziarli perché senza di loro come staff tutto questo che vedrete adesso questi giorni non sarebbe possibile. Sono ragazzi che lavorano tutto l'anno, hanno sempre in testa il chiodo fisso di come facciamo il Giro Sardegna, come facciamo il Giro Sardegna. Posso solo ringraziarli perché ho il privilegio stasera di presentarli. Non c'era ancora riuscito, ne avevo fatto qualcuna con loro, ma si vergognano, scappano, si nascondono. E invece oggi, perché hanno le magliettine nuove, e quindi sono riuscito a farli vedere. Poi tutti quegli occhiali, vi guardate Ienas, ve lo dico in sardo. Faccio parlare Luca perché è il capobanda qua, no? Sei il più vicino. In teoria dovrebbe parlare Pier. Però Pier è vergognoso e allora facciamo parlare Luca che invece con i microfoni ci ha abituato. Allora, avvisiamo a tutti, noi siamo quelli che arrivano per primi e vanno via per ultimi, quindi abbiamo già vinto noi. A parte questo abbiamo il nostro pirata sardo che porterà i nostri colori in gara, speriamo di fare un bel risultato. L'anno scorso l'abbiamo vinto il Giro di Sardegna, quest'anno speriamo di rifare il colpaccio. Però ho fatto un po' di... E niente. Facciamo un applauso ai propositi bellicosi della IO. Anzi, ho dimenticato una cosa, volevo ringraziare le ragazze, non gli ho fatto fare neanche un piccolo battito di mani, sono state bravissime, ci hanno un attimino scaldato con un po' di musica, quindi grazie ragazze, questo è per voi. Scusate la cafonaggine, mi ero dimenticato leggermente, però ero emozionato anche io, quindi adesso che sto prendendo un pochettino meglio la questione, ci tenevo. Cosa dire? Cosa riservate voi, a parte il corridore che non gli chiedo niente perché vuole vincere, ma cosa farete questa settimana di bello? Montiamo, smontiamo, spostiamo, transenne, quello facciamo. Risolviamo problemi. Risolviamo problemi, sì. Notate l'entusiasmo? Poi mi ammazzerà per questa domanda, voi lo sapete, vero? Che come finisce tutto. Se domani mi vedete con un occhio nero sapete chi è stato. Facciamo un applauso ragazzi alla banda, dai. Intervista anche Alessia. Sì. Allora, sto indugiando un attimo perché volevo chiamare una carissima amica del Giro Sardegna che ho qua davanti, che si chiama Alessia Piccolo, giustamente me l'ha ricordato Cristina, è la titolare del marchio Ale, ma poi era prima vicina a Max, stavamo ridendo col cagnolino, quindi ci tenevo a presentarla e soprattutto a chiedergli, ma certo, lascio il microfono a Cristina che sicuramente... Allora è un gradito ritorno per noi, c'è Alessia Piccolo che è la titolare del marchio Ale, per tanti anni ha unito il suo marchio alla nostra manifestazione, poi insomma una serie di vicissitudini, non dico che ci hanno allontanati perché non mi piace per niente, siamo sempre stati vicini. Alessia comunque ci onora quasi sempre di venire qua al Giro, quest'anno è presente perché credo che sia innamorata di questa terra bellissima. Alessia? Sono innamorata della terra e poi comunque mi sento come in famiglia, mi avete accolto bene, non è solo lavoro, cioè nella vita ci sono anche altre cose perché come è successo a voi si vive e bisogna vivere il momento, perciò il lavoro è una cosa, il divertimento e la passione sono altre. Ma Alessia questi giorni andrà in bici? Sì, ho però la bici elettrica perché non riesco più ad allenare. Sì, difatti mi serve questa settimana per allenarmi un pochino e magari riprendere un po' l'attività fisica che ho purtroppo per lavoro lasciato perdere. Va bene, dai. Comunque vi ringrazio perché comunque veramente Giro di Sardegna, anche se è qualche anno che non vengo, ce l'ho sempre nel cuore. Esatto. Ho 2 eventi che ricordo con te, Giro di Sardegna
e Sudafrica. Siamo state insieme a fare la Cape Argus, o meglio l'anno non era mai avvenuto in nessunissima edizione, andiamo io e lei e la gara l'avevano sospesa per il troppo vento, cioè quindi è stato il massimo, capito? Quindi Alessia, insieme forse non ci possiamo riandare in Sudafrica, ritenteremo l'anno prossimo. Ritentiamo, grazie, in bocca al lupo a tutti e vinca il migliore. Abbiamo un piccolo problema tecnico. Noi andiamo avanti, ci dicono. Sì, allora con il microfono sicuramente si sente, con questo no, dobbiamo risolvere il problema, quindi vi faccio andare avanti, intanto comunque nella diretta streaming poi lo sentiremo, prego Cri. Ok. Alza magari un po' più. Benissimo, niente, grazie Alessia per essere stata qui con noi. Ma ci sentite? No. Allora attendiamo un attimo. Nel frattempo io direi di far suonare le nostre ragazze che ci accompagnano con le Launeddas. Vieni Francesca, sì, sopra. Nel frattempo che risolve? Sì, abbiamo sostituito il microfono. Ah, ok, vabbè, facciamole suonare uguale, dai. Vi ho ringraziate prima che non gliel'ho detto. Nel frattempo provo a risolverlo. Esatto. Adesso di loro il microfono. Non so parlare. Come avete capito non so ballare il ballottato. Un applauso per le ragazze, bravissimo. Grazie a voi, molto brave. Ok, Tonino, se posso disturbarti, se vuoi dire ancora due parole, abbiamo ripristinato il microfono, anche Cristina, se vuoi aggiungere qualcosa che magari prima non si è sentito. Lascio la parola al nostro patron. Devo con due microfoni. Te li tengo io. Ok, Sofia, vuoi tradurre? Io dico e tu translate, ok? Perché devo dare notizie per domani. Allora, adesso funziona così, io dirò le cose in italiano e Sofia, se questo telefono la smette. Allora, where is my daughter? Non si sente? Dice che non si sente. No, ti devi avvicinare al microfono, si sente malissimo. Ok, mi avvicino al microfono, si sente malissimo. Io non sono sardo. Vivo in Sardegna da un casino di anni. Devo dire che la Sardegna è un posto bellissimo, un paradiso per i ciclisti e l'ho scoperto quando sono diventato ciclista, ma specialmente il Sud Sardegna è un inferno per la burocrazia, per gli uffici pubblici. Cos'è la burocrazia?
Amore, traduci. Traduco il resto. So he isn't originally from Sardinia, but he's moved here a lot of years ago, and he says it's such a beautiful place, especially to cycle, and it's very lovely. Cioè, cos'è la burocrazia? Fate un applauso, è stata bravissima. Così, continuiamo così. Allora, dopo che gli ultimi 20 giorni li ho passati tra prefetture, questure, polizie urbane, un casino per 3.000 cose, oggi ho passato la giornata per una galleria spenta. L'unica galleria che faremo domani era spenta. 15 anni che è accesa quella galleria, oggi era spenta. After a lot of issues, today he went through a gallery which for 15 years has always been lit up, but suddenly today it was actually not lit up. Ok, abbiamo stampato le cose che voi avete ritirato, i roadbook, 10 giorni fa, quindi uno ha un giro già pronto 10 giorni fa. Bene, ho dovuto cambiare 2 tappe. So the road books that you have been printed off 10 days ago, and there has been changes in 2 of them. Adesso è troppo complicato, e anche perché non ci siamo tutti per spiegare quali sono i cambiamenti che riguardano la seconda tappa cronometro e la quinta tappa. Manderò via mail a tutti quanti un'informazione in italiano e in inglese, tradotto da me in inglese, quindi magari con qualche errore, e così tutti quanti saprete la cosa, ma riguarda lunedì e giovedì, quindi la vediamo via mail. So since not everyone is here and it will be too hard to explain by voice, there is going to be, the change is going to be set out, and the maps that have been changed are the second chrono and the fifth one. Ok, quindi pensiamo alla tappa di domani adesso. La partenza della tappa è alle 9, 9:15, come previsto. La tappa di domani è rimasta inalterata, ok? La galleria è stata riaccesa. So for tomorrow's race, there have been no changes, so it's exactly the same. The meeting will be at 9:50, and the gallery has been relit up. Però per dirvi quello che dicevo prima, mi ha detto il tipo che ha riacceso la galleria di passarci almeno 3 ore prima domani, perché se è rispenta un'altra volta ho 3 ore di tempo con un numero di cellulare che mi ha dato, in maniera che la riaccendano un'altra volta. He said has to go 3 hours early tomorrow just to make sure that it is going to be lit up. So, quando domani vi farete il giro e vedete sto paradiso terrestre che sono le strade che farete domani, prima sul mare e poi in montagna, pensate all'inferno che domani mattina io avrò, passando 3 ore prima e sperando che sia accesa quella galleria, perché se no è un casino infernale, dovremmo fare delle variazioni, meglio non parlarne. So when tomorrow you're going to be racing in this beautiful place, you should be thinking about the hell he has to go through just to make sure the gallery is going to be lit up. Allora, visto che c'è Rosaria che sarà al ristoro, l'unico ristoro della giornata sarà sulla cima di Capo Boi,
Capoboy è il posto che mi ha fatto innamorare della Sardegna. Quando ho visto quel posto ho detto, ma chi se ne va più da qui? The only place where you'll be able to get water is gonna be at the top of Capoboy. Capoboy. Allora, domani la gara è anche il campionato internazionale di medio fondo, quindi il percorso di medio giro, medio fondo, premieremo i campioni internazionali qui domani sera alle 5:30. So tomorrow at 5:30, there will be Campionato internazionale medio fondo. The winners of the national championship will be given their gifts tomorrow here. Ok, detto questo, ringrazio ancora, ripasso la parola e poi ci sentiremo via mail questa notte. Grazie a Gabriele che manderà una mail a tutti quanti gli iscritti. Ok? C'è una persona con le mani alzate. Volevo sapere se c'è il link per il Garmin, perché non ce l'abbiamo noi. E un'altra domanda? Sì, prego. Se le bike fanno anche la gara, cioè si è raggiunto il numero. Grazie. Sì. Allora, due cose che mi ero dimenticato. Uno era di presentare le guide del tour, che sono Silvana, ma non ci stanno. Allora, quelli del tour domani mattina si trovino dietro alla partenza degli agonisti, che partono alle 9 e 9:15. Quindi se loro si schierano dietro la partenza degli agonisti, poi con le guide andranno dove... Okay, so tomorrow the meeting point for the tour is gonna be behind everyone else that's doing the race. Sì. L'altra cosa che dovevo dire è che voi sapete che io avrei voluto fare a questo giro altre due cose. Una era la gara della electric bike e l'altro la gara delle hand bike. Per quanto riguarda le hand bike, per problemi burocratici anche lì non se n'è fatto niente. Per quanto riguarda le electric bike c'erano pochi iscritti, però siete in tanti che avete le biciclette elettriche, per cui volendo, se le persone che ce l'hanno non fanno i timidi, riusciamo a fare ancora una gara, non chi va più veloce ovviamente, ma chi ha la stessa velocità. Fissiamo una velocità media che io avevo visto in 23 mi sembra, e poi chi si avvicina di più a 23 viene premiato ogni giorno. Okay, so two types of races that he wanted to do were the hand bike race and the electric bike race. For the hand bike race, there were some issues, so it won't happen. But with the electric bike, there were little people who wanted to participate. But he has seen that a lot of people actually have an electric bike. So if anyone would like to join, you would be gifted if you got to a certain level of velocity first.
Ok, facciamo in questa maniera. Io lo scriverò anche questo nella mail che arriva stanotte. Poi domani alle premiazioni cercheremo di organizzare anche questa cosa, vuol dire che dopodomani ci proviamo. Poi diceva il mio maestro francese, all'impossible nul est tenu. Se ci riusciamo la facciamo, se non ci riusciamo continuiamo a fare come abbiamo fatto adesso. So all of this will also be written in the email you'll receive tonight, and if we won't be able to organize this electric bike race, then we'll just do the normal one. Avrete capito che a me piace il ciclismo, mi piace organizzare le cose, più mi complico la vita e meglio è. Dice Cristina, ma chi te lo fa fare? Vabbè, so disgrazie che capitano. Anche questo. So he says he really likes organizing these things, and the more complicated he makes it for himself, the happier he is. Ok, c'era il signore che mi voleva fare una domanda, quindi mi sposto un secondo, vengo io. Solo volevo sapere come pensate di organizzare la sicurezza per il pezzo di 11 km nella statale, perché lì passano le auto a 100 all'ora e soprattutto per gli ultimi, perché non tutti arriveranno fra i primi. Il pezzo dove c'è il ponte con due corsie, è una statale quella. La galleria, poi ci sono anche 11 km impegnativi, 12. Traduce la sua domanda che è importante. So he was wondering how could he make it safe for tomorrow's race, a certain part that's in the tunnel and after. Allora, lui non è sardo e quindi non conosce quella strada. Io sono oramai sardo acquisito e conosco la situazione. So he isn't from Sardinia, so he doesn't know how the street is like, whilst my father knows what it is like. Sarà la cosa meno pericolosa in assoluto di tutta la giornata, che pure non è pericolosa. It'll be the least dangerous thing in the whole day. Mentre noi su quella strada a 4 corsie andremo di là e saremo solo noi ad andare di là, dall'altra parte ci sarà un casino di gente che va a vedere e a andare al mare sui posti che noi avremo già visto. So whilst we'll be heading forward, a lot of people will be going back to see the places you'll already have passed. Ok, dopodiché noi staremo sulla corsia a destra, gli automobilisti avranno un cartello che dice che c'è una corsa ciclistica e quindi sorpasseranno più lentamente dei famosi 100 all'ora nella corsia di sinistra, ma lo abbiamo già fatto ed è stato bellissimo per i ciclisti, perché quella strada i ciclisti non ci possono andare. L'unico che chiede di andare in quella strada è questa persona che vuole complicarsi la vita. So whilst you'll be going on your bike on the right, the people on the motorbikes will be on the left, making sure to stop any cars. Ok, l'unico punto pericoloso di tutto il percorso sono gli ultimi 300 metri, perché voi avete la bellissima abitudine di fare le volate anche se siete al 423esimo posto. Quello è pericoloso, non la superstrada. The only dangerous part is the last 300 meters, because there's going to be a lot of people that attempt to run to get first place even though you weren't close to first place.
E adesso anticipo quello che dirò domani. Stiamo qui per divertirci, quindi pensateci, e domani, se una volta dovete tirare il freno, tiratelo, perché insomma, se non si fa male nessuno, il più contento sono io, perché il primo che si fa male, il primo a cui rompono le scatole è Tonino Scarpitti. Fate un applauso. So just have fun, and if in any moment you need to stop, just stop, because it's better off if no one gets hurt, because then it ruins the fun for everyone. Ok, molto bene. Allora io colgo l'occasione per ringraziarvi, darvi il benvenuto ovviamente, poi domani inizieremo con le ostilità amatoriali, chiamiamole così. Voglio ringraziare ancora Diretta Sport che ci dà la possibilità poi di vedere l'evento anche per chi non può venire qui, quindi vederlo comodamente da casa o su un tablet o su uno smart. Ringrazio Tonino per tutte le delucidazioni e ringrazio la mia splendida interprete che mi ha reso il compito facilissimo. Ringrazio Checco Bruni per la simpatia, perché è stato al gioco, quindi grazie Checco, poi ci vediamo i prossimi giorni. Ringrazio le Pink Flamingos, ci vediamo i prossimi giorni, mi raccomando. Adesso infatti volevo fare suonare un altro pochettino le ragazze, perché si vuole trattenere a prendere ancora qualche raggio di sole. Prego ragazze, se volete guadagnare il centro del palco quando siete pronte. Buona serata a tutti e ci vediamo domani.